Coach Badocchi, ci stiamo avvicinando al big match contro Petrarca, ma prima facciamo un passo indietro. Come è stata smaltita la prima sconfitta arrivata contro Tarvisio? Ma io penso che sia stata digerita bene da tutti noi. Ci ha offerto, come sempre accade in queste situazioni, spunti di riflessione. Abbiamo analizzato alcune cose che ovviamente non abbiamo fatto abbastanza bene, altrimenti avremmo probabilmente vinto la partita. Quindi penso sia stato corretto resettare, ripartire dalle cose che dovevamo mettere a posto e sistemare, e quindi ci siamo concentrati su quello. Uno dei punti fondamentali purtroppo di questa settimana è l'infermeria. Ci sono novità da quel punto di vista? Diciamo che non è un po' una nota dolente, siamo obiettivamente un pochino corti, un pochino in difficoltà con la formazione, però avevamo un paio di giocatori che erano 50 e 50, non sapevamo se ce l'avrebbero fatta per domenica, invece sono confermati, dovrebbero riuscire a rientrare, quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Dobbiamo fare di necessità virtù, qualcuno si deve sacrificare in ruoli diversi da quello abituale, ma sono sicuro che tutti i ragazzi daranno il massimo. Venendo alla partita di domenica, appunto il big match contro Petrarca, su cosa vi siete concentrati in settimana? Cosa avete rivisto? Abbiamo veramente posto tanto l'accento sul nostro gioco, ovviamente abbiamo fatto la solita riunione di preview per vedere cosa ci potranno portare loro domenica, quindi a cosa dovremo essere pronti a reagire, però la verità è che il nostro gioco, la nostra tranquillità, la nostra consapevolezza, soprattutto la gestione del campo e delle situazioni e dei momenti diversi della partita sarà fondamentale, e credo che appunto abbiamo imparato qualcosa domenica scorsa, speriamo di farne tesoro e portare miglioramenti in questa partita. Uno sguardo agli avversari, Petrarca sono subito dietro di noi in classifica. Che tipo di partita ti aspetti? Ma è una partita sicuramente in cui loro sono una squadra che non rischia molto, che gioca molto al piede, tenta di portare pressione nella tua metà campo, creare errori e da lì concretizzare, quindi dovremo essere molto bravi soprattutto nel gioco al piede, nel gioco aereo e nelle fasi statiche. Ci aspetta una grande battaglia lì, loro sono vicini e penso che sia necessario per noi dimostrare di essere superiori e allontanarli un po' in classifica.